Allora, continuiamo le interviste, è venuto per il Breganze Cristian Costenaro. Insomma, Cristian, una partita io direi durissima, durissima, fin dal primo minuto una cosa paurosa, continui attacchi sia da una parte che dall'altra e bisognava stare attentissimi perché una minima defiance, un minimo errore poteva favorire la squadra, bellissima, bellissima da vedere. Te che l'hai giocata? Sì, buonasera a tutti. Beh, è stata sicuramente, come hai detto te, una partita dura, perché qua a Montecchio è sempre una squadra che non molla mai nulla. Ogni contrasto sai che devi andarci duro, se no non esci sicuramente quella pallina. E io l'ho vista, secondo me, da fuori bella come partita. Noi potevamo sicuramente concretizzare di più, però durante queste vacanze punteremo sicuramente a migliorare e ne sono sicuro che miglioreremo. Allora, un 1-1 che sta stretto o tutto sommato potete essere anche abbastanza soddisfatti? Ma come ho appena detto, secondo me un po' a tutti sta un po' stretto perché abbiamo avuto veramente molte occasioni. C'è qualche rammarico allora da parte Sì, vostra? almeno da parte mia Sì, sì. io ho qualche bel rammarico, anche magari occasioni soprattutto mie davanti porta che non sono riuscito a sfruttare al massimo. E proprio questo, secondo me, il rammarico di non riuscire a sfruttare magari tutte le occasioni che possiamo avere. Ma secondo me il vostro nuovo preparatore atletico vi farà morire la prossima settimana, cosa dici? Io Forse non spero avete proprio di corso sì. molto. Spero proprio di sì, no, corso sicuramente abbiamo corso. Esatto, Però esatto. il nostro preparatore atletico No, sì, no, ci farà no, sicuramente andare. Indubbiamente, come ho detto, avete un pilastro enorme con Stefano Del Santo che per l'esperienza ferma il 50% dei tiri, l'altro 50% lo ferma un certo Giuseppe Tagliapietra, quindi potete essere soddisfatti anche perché il campionato non è iniziato male per voi, insomma. Ma Forse la Coppa sicuramente Italia avevate qualcosina che non è andato bene, però come inizio di campionato niente da dire. sì, Coppa Italia secondo me dovevamo ancora innestarci come squadra, riuscire a amalgamarci bene, essendo che abbiamo magari gente che arriva da 1-1 e da 1-2, però sto vedendo che stiamo riuscendo a fare un bel impasto, un buon impasto. Benissimo, benissimo. Allora ti saluto, non ti trattengo oltre, bocca al lupo per le prossime gare. Grazie. Ciao, a risentirci. Buona serata. Buonasera.